Appuntamenti in agenda per sabato 6 gennaio. Tour guidato della città di Chiavari, ritrovo alle 10 dall'ufficio yacht di via della Cittadella. La Befana è attesa a Rapallo alle 10 al chiosco della musica. L'iniziativa è a cura del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. A Santa Margherita Ligure la Befana viene dal mare dalle 10 alle 12 in via Garibaldi con la Croce Verde. La vecchina arriverà anche nel pomeriggio al Santa Claus Village dalle 14:30 alle 16, dove ci sarà anche la Baby Dance. In contemporanea si svolgerà la quinta edizione del campionato mondiale del canestrello. Dalle 16 a Villa Durazzo torna anche il Santa Festival Winter con il concerto del duo di Perugia. Sempre dalle 16 nella vicina Villa San Giacomo la manifestazione Befana in Allegria con il comitato Festa della Primavera. Dalle 20 poi la cena e dalle 21:30 musica e danze a Villa Durazzo. Il comune di Sestri Levante e il Tigullio Motor Club organizzano la Moto Befana. Dalle 14 ritrovo dei partecipanti in Largo Colombo per l'inizio del giro in città e tappa alle 15:30 al Parco Sterza. Dalle 14:30 in Piazza Matteotti animazione a cura dell'associazione VIP Camuggi Levante Ligure e alle 16 la distribuzione dei doni. La Befana viene dal mare a Lavagna, dalle 14:30 sul lungomare animazione è a cura dell'Arciragazzi e del CIV, alle 16 lo sbarco della Vecchina, in caso di maltempo la festa si svolgerà nella Ludobiblioteca di Piazza Ravenna. Dalle 15 prende il via la rappresentazione del presepe vivente a Villa Tassani di Sestri Levante, la frazione si animerà con le scene della Natività e degli antichi mestieri. Premiazione del concorso Mini Presepi Natale 2023 a cura del gruppo sportivo Allegrezze di Santo Stefano d'Aveto, dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Allegrezze. Sempre alle 15 arriva a Trigoso di Sestri Levante e attesa la Befana del Bagnum, iniziativa in collaborazione con l'associazione In Cammino per la Famiglia. Concerto di Natale del Corum Canticum Novum diretto da Mattella Petazzi alle 15:15 nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Rapallo. A Chiavari la Befana arriverà nell'atrio di Palazzo Comunale in piazza Nostra Signora dell'Orto. Dalle 15:30 alle 17:30 divertimento per tutti con laboratori e giochi e poi la distribuzione delle calze. Humor genovese per l'Epifania al Teatro Comunale di Monleone di Cicagna. Alle 16 la compagnia The New Peters Sisters porta in scena lo spettacolo www.shushaishuscianta.ze, commedia in 2 atti di Ivana Marengo. L'Associazione Gruppi Corali Liguri propone la seconda edizione di Armonie Corali Liguri, Natale in musica e solidarietà. Dalle 17 all'Auditorium della Madonnina del Grappa di Sestri Levante si esibiranno l'Officina Musicale People Around di Genova, il Coro Femminile La Ginestra di Savona e il gruppo folk La Combriccola di Genova Sant'Ilario. La compagnia teatrale Quelli di Navotta porta in scena la commedia Scrivimi da rescusu.it. Lo spettacolo inizierà alle 20:30 nel Teatrino Comunale di Borzonasca. Appuntamenti in agenda per domenica 7 gennaio. A Santa Margherita Ligure chiude il Santa Claus Village con la premiazione della quinta edizione del campionato del canestrello. Dalle 14:30 alle 17:30 servizio di baby parking e laboratorio del riuso. A Favalle di Malvaro concerto di strumenti a fiato dell'Ensemble Santemo Group di Santa Margherita Ligure alle 15:30 nel santuario di Nostra Signora del Rosario. Coro, incenso e mirra è il titolo del concerto natalizio in programma alle 15:30 nella chiesa di Santa Sabina di Trigoso a Sestri Levante. In scena i cori Animus Motus, Goccia dopo Goccia e Incantarte diretti da Patrizia Merciari. Concerto Il Verbo si è fatto canto del Corum Canticum Novum diretto da Mattella Petazzi alle 16 nel santuario di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Ultimo appuntamento per il Festival Arte in Musica alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Correglia Ligure, concerto del mezzo-soprano Lorenza Cevasco e l'organista Fabio Macera. Concerto della banda musicale Giuseppe Verdi di Cicagna alle 16 nel palazzetto poliuso del comune. Arriva a Chiavari Piano Sky, il pianoforte sospeso a 3 metri d'altezza. Dalle 17 la performance in piazza Mazzini. Alle 17:30 nell'aula magna della scuola De Amicis di Deiva Marina è in programma la presentazione del libro L'albero della cuccagna di Giorgio Getto Viarengo. Sarà presente l'autore. Appuntamenti per lunedì 8 gennaio. Riprendono i corsi di cultura di Chiavari. Alle 16:15 nella sala livellare di Via del Pino a Chiavari il docente Rizzini terrà una lezione su Mathieu Ricard, l'uomo più felice del mondo.